Claudine, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Alfano, la titolare e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudine, food, wine, music e sei in pole position. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto. Apriamo subito con la cronaca per dire che i vigili del fuoco del comando provinciale di Pordenone sono intervenuti pochi minuti prima di mezzogiorno di oggi nel capoluogo del Friuli occidentale per un incendio che era scoppiato all'interno di una cucina di un appartamento al secondo piano di uno stabile. Fortunatamente le fiamme sono state immediatamente bloccate da parte dei vigili del fuoco che sono intervenuti celermente e i danni si sono limitati all'intenso fumo che poi si è diffuso all'interno e fuori dall'abitazione. I vigili del fuoco, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, hanno fatto rientro in sede. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta nell'incendio. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Udine per dire che un uomo di 46 anni albanese, residente in provincia, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver incendiato alcune pedane in legno che aveva accatastato nel giardino di una coppia di connazionali per averli minacciati brandendo un'ascia e una pietra appuntita. Il tutto è successo venerdì scorso al culmine di una lite per futili motivi. Sul posto i carabinieri della stazione di Martignaco, supportati dai colleghi di Felettomberto e del radiomobile. Durante le fasi di identificazione l'uomo, che aveva deposto le armi, si è improvvisamente scagliato contro i militari, colpendoli con strattoni, calci e pugni. L'uomo è stato quindi arrestato e condotto in carcere con le accuse di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, incendio, minaccia aggravata e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. L'ascia e la pietra sono state poste sotto sequestro. E adesso parliamo di sanità con il primo servizio da Trieste. Governatore Fedriga, da domani viene messo in campo uno strumento semplice per accedere alla vaccinazione, un modo anche per spronare i cittadini ad aderire alla campagna. Sì, un modo semplice e soprattutto veramente usabile per i cittadini per poter prenotare la vaccinazione e ci auguriamo che questo aumenti l'adesione alla campagna vaccinale stessa. È fondamentale quello che ognuno di noi può fare, ovviamente quello che ognuno di noi può fare è aderire alla campagna e farsi vaccinare ovviamente per le fasce di popolazione che oggi sono incluse nel piano vaccinale. Devo ringraziare sia la Direzione Salute sia Insiel per il lavoro importante che hanno fatto perché un processo estremamente complesso è stato semplificato e reso utilizzabile in modo semplice da parte dei cittadini. Un cambio di passo in questo senso anche nella pubblica amministrazione che mette con questa app il cittadino al centro. Sì, hanno cercato di sviluppare, non è merito mio, ma ovviamente delle strutture che hanno sviluppato la web app, un sistema nel quale le enormi difficoltà che ci sono nel far collegare i sistemi, nel far accedere all'anagrafe vaccinale, nel saper ovviamente controllare che i dati siano corretti, si risultino in realtà semplicemente in poche schermate, molto semplici cittadini e di facile utilizzo. Questo è una cosa fondamentale perché altrimenti se veniva fatta un'app sulla base delle esigenze della pubblica amministrazione e non del cittadino si rischiava di creare un'app complicatissima che nessuno utilizzava. Questa app dà la possibilità anche di scaricare i moduli prima di arrivare alla vaccinazione. Lei ha sottolineato che questo è molto importante. È molto importante perché poter avere i moduli, penso, dell'anamnesi e della privacy già firmati, già compilati, ovviamente con l'aiuto magari del proprio medico di medicina generale, è importantissimo per velocizzare tutti i processi di vaccinazione agli interni dell'hub. Non si rischiano di creare intasamenti e si può fare le cose molto velocemente. Quindi chi può farlo è molto utile che scarichi i documenti, li compili, sia aiutato dal medico di medicina generale e arrivi già pronto per fare il vaccino e quindi aiutare tutti i tanti sanitari che voglio ringraziare, le persone della protezione civile che voglio ringraziare, che all'interno degli hub e dei centri vaccinali stanno facendo un lavoro enorme.
Restiamo in tema e ci spostiamo a Milano per un'operazione dei NAS in merito al discorso delle strutture sanitarie, ma in particolare per quanto riguarda i medicinali e via dicendo che vengono poi forniti a ospedali in tutta Italia, Friuli, Venezia Giulia compreso. Il Ministero della Salute dà notizia che i carabinieri del NAS di Milano hanno eseguito un'ispezione presso un'importante azienda nella provincia di Monza Brianza, attiva nella sterilizzazione di dispositivi medici, cosmetici e altri materiali, mediante sottoposizione degli stessi a trattamenti con l'utilizzo di raggi beta o di ossido di etilene, a seguito della quale sono emerse gravi irregolarità nei processi di sterilizzazione. 4 persone denunciate in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Monza per concorso in falsità materiale commessa da privato, nonché per i gravi rischi per la salute pubblica derivati dall'utilizzo di dispositivi medici non sicuri sia per gli operatori sanitari che per i pazienti. I prodotti non sottoposti correttamente alla sterilizzazione da parte della società milanese rientrano nella categoria dei dispositivi medici e dei dispositivi medici diagnostici in vitro impiegati per l'esame di laboratorio, largamente utilizzati nelle strutture sanitarie e ospedali sia privati che pubblici in tutta Italia. I militari del NAS, di concerto con il Ministero della Salute, hanno avviato immediatamente le verifiche presso tutti gli enti e società clienti dell'azienda per scongiurare qualsiasi rischio di infezione a causa della mancata sterilizzazione, ma soprattutto allo scopo di porre in essere tutte le procedure per identificare, richiamare e sterilizzare correttamente ogni singolo dispositivo medico in precedenza non correttamente trattato. E un gruppo di pakistani è stato rintracciato poco prima di mezzogiorno di oggi tra San Giovanni e Natisone e Manzano, il servizio. Le giornate di pioggia non fermano il ripristino per quanto riguarda il discorso relativo all'ingresso irregolare di stranieri in Italia. Questa mattina, poco prima delle 11, una ventina di pakistani irregolari sono stati rintracciati nella zona tra San Giovanni al Natisone e Manzano in provincia di Udine, scaricati sicuramente da alcuni passeur transitati dai valichi di frontiera con la Slovenia. Dopo le pratiche di rito, gli irregolari sono stati trasferiti al centro di accoglienza di via Cividale a Udine per il triage sanitario e il successivo periodo di quarantena obbligatoria. In corso comunque da parte degli agenti della questura di Udine le indagini per chiarire se tra loro ci sono minori non accompagnati. Sotto osservazione anche le telecamere posizionate lungo la strada regionale, in particolare all'altezza dell'incrocio semaforico di Villanova degli Udrio, dove il furgone con i clandestini a bordo è transitato pochi minuti prima lo scarico. Ulteriori indagini in corso. E con questo è tutto, vi diamo appuntamento più tardi, chiaramente aggiornamenti nel corso della serata, grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buonasera a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.